Saluto a tutti, oggi sono fortunata di essere in compagnia di Santo, il nostro uomo di Bulesie. Al programma di Avabriguccia d'oggi i microbi dunque, ma di noi i nostri animalucci, un nostro telo di travai manuali, la canzone di un giorno con Santo e con Jean-Paul, senza scordarsi della nostra visita all'amico Garlandria e a nostra diama a sugare il Leandro che ci aspetta in casa Zoia. Salute e benvenuti al nostro telo di Ganto. Salute Jean-Paul. Salute Francine. Come va? Vabbè. Allora, che fai oggi? Allora, oggi mi scopro una bella canzone di un gruppo Girasole che si Una chiama... scuola di Ganto, ti fai il travaglino. Che si chiama Ecologia. Dunque un bello messaggio, siamo premurosi Sicuramente. di nostra pianeta, dunque questa scuola di Ganto, un travaglione di Feli Travaglini e Diago Muvusini, non andrà a sta canzone Agusti, e io ti propongo di va la sente ai nostri telespettatori perché con la conoscono. La mi scopro anche noi, Allez. L'acqua, i venti e i temporali, un boleno senza ragioni, diventano tempi infernali e ci imbuleggiano le stagioni. Fridge l'inverno dall'arsura, dopo a stadina di gudrura, si delisimo non parati e un bulemo e se coscienti perché l'umore ga solo gammato in forma ulemo a nostra gente. Un bello messaggio, non all'ecologia, è vero che è importante non è la melodia e di dare conto di nostra pianeta. Allora continuiamo il nostro lavoro. Allì. Oh, ma non hai ancora finito di netà? Come non ho finito? Sono faccio mica che sta bianco un microbo e forse anche parecchi. I microbi, ma che dici? Come che dico? I microbi. Non hai mica inteso mentre il confinamento tutte le misure che lamentavano per non essere contaminati? Contaminati di che? A Covid. A Covid, santo, a Covid è un sicco, nemico un microbo. E allora? Allora? Non è la stessa fa? Ah no? No. No? Perché cos'ha un microbo? Allora, cos'ha? All'occhio un microbo. Cosa facciano i microbi? Allora, i microbi non hanno né occhi, né naso, né bocca, né orecchie, eppure, vedi, si parlano. Si parlano? I microbi si parlano? Si intraccia i dimi che i microbi si parlano? si parlano. Ma mi dico Cariso che? Tu io mica risa. C'è una verità, non hanno né occhi né nulla, ma vedi, si parlano sicuro, non si parlano mica d'amore, non si parlano mica di viaggi, ma hanno una maniera di comunicare, di mandarsi messaggi che si capiscono. Scusami, Massina, ma qui è troppo complicato, ma non dà bene in capo. Allora, una mica qualcosa di più semplice, no? Ma ti posso parlare di funghi. Si vuole scucinare una frittata di funghi. Ma che frittata! Non parlo mica di questi funghi, ma di microbi, quelli che si vedono con l'occhio così. Ma ne puoi vedere l'effetto. Guarda, per esempio, un pastone che ingonfia per via di un lievito, un latte che diventa un cagliato, vedi, un yaourt. Eppure tu ti puoi pigliare un'infezione se stai a friba. Allora si intraccia i dimmi che un bastone che da io a fa un pane ci sono i microbi. Si intraccia i dimmi che yaourt che non compriamo dentro ci sono i microbi. Che è un effetto, Allora, non sei mica morto, no? No, ma quantunque, allora questi si possono mangiare? Certi.
Boh, Francine, è troppo complicato. Io non posso mica capire tutto questo, un corpo, e un lampo. Ma ti contrariai di troppo, sei no. troppo gusti questo pulizie, sei troppo a fa caso. Cioè che tu capisca che c'è una differenza tra susisco di Covid e i microbi, sono due affari differenti. No, vedi, mi unghie bene in capo e aveva friba. Lascia andare ogni tanto mie mani. Guarda da roulare gerbele qui. Buona, vi propongo di fare una piccola pausa e di lavorare per non con le nostre mani. Vi propongo di imparare a fare ageli e nulli. Allez, tocca a te. Ageli e nulli. Per fare i do ageli e i do nulli, ti giro. Fogli di carta bianca, celeste e nera, un filo bianco, una rampinatrice, mine di colore, trisore, incolla, una pistola incolla, frigetto appiccicatoio fine fine. Disegna parecchi ageli a nantaufoglio guamina e tagliali. Disegna e taglia parecchi nuli in una carta bianca. Con l'incolla appiccica due nuli insieme. Fa lo stesso con la carta celeste. Attenti a seguire la traccia yammina. Taglia una striscia larga in una carta bianca e parecchie misure di filo bianco. Con l'incolla appiccica un filo dentro ogni nulo e annanta ogni acello. Taglia pezzi di filo bianco e appiccicali ai nuli e all'agelli. Appiccica ogni ghirlanda a striscia bianca fatta a cerchio portaoro. Appendi un mobile con parecchi pezzi di filo bianco fissati in cima di un cerchio. Chiaro? Allora tocca a te. Ecco dunque continuiamo con questa canzone che si chiama Ecologia, un bel messaggio che Luigi Lampa su Ischetto, con questa scuola di canto Girasoli, che ce la tiene conto di questo pianeta perché chi per via dell'azione dell'uomo se ne ha di male e dunque l'India ne batte tutte le conseguenze e dunque dobbiamo darne conto. Allora ringraziamo questi idee per il suo lavoro e chi può muovere Jean-Paul? Ma lavoro appena Oridimo. Oridimo, sì. Allora fammi vedere perché mi tocca seguire la chitarra. Chi voglio dire? Posso suonare anch'io? No, perché chi? Un viscomo mica, ma No. a lavorare, sempre a lavorare. Oh, quanto è lavoro. No, perché mi piace cantare anche a me. Ah, sì? Sai come la si chiama la canzone ad oggi? No, manco di unghie. Ah, ecologia si chiama. Mica ecologia, ma l'ecologia è quella che tiene conto della pianeta. Oh, mi pipa un baule che? No. Lo so io. Mai, so mai. spiegargli. Ce la spieghi tutto. Dunque, eravamo un traccio di lavorare a ritmo. E come va? Allora. L'acqua, i venti e i temporali un boleno senza ragioni diventano tempi infernali e ci imbuleggiano le stagioni fridge l'inverno all'arsura dopo la stadina di godrura si delisimo ma imparati e un bulemo
sen cuscienti, perché l'umore ga solo amato informaremo a nostra gente. Bellissima, bellissima canzone, continuiamo a scoprirla. avete rimarcato che questo corpo era un deo ritmo? Sì, ma quando lui ci delisiamo, Se ci delisiamo, Si zide Ludo. come? No, ma guarda che i zideli che ci vedono Zide ci lui- giocano a non zide lui risa. anco, Non sai che, con Zidelo ci Ianco. delisiamo. A Cabuianco. Ecco, Allora, continuiamo a scoprire la canzone. Questo è la canzone. Forse che prima ci abbiamo una piccola pausa, perché a noi ci piace cantare, ma di no a Carlo Andria, che è appassionato di canto e che ma sta accompagnato sempre, da lui. Zoab, ci canta una canzone e veramente si idee che ci può demandare una video di una canzone vostra a nostra Val Breguccia, che così ci può partecipare. A te, Carlo Andria. Cuore di me ci dorme l'allegria, pur quando la vita inciampa gli sapassi, ci dorme tanta amore e tanta poesia, anche se li zitti o se li stanno bassi. In bocca di me ci stanno 1000 volle da contami di tempi di tutte le somiglie chi te se ne alea non dà un filo d'amore mentre la vita corre e strappa ogni briglia in mano di me è scritta la spartera in lettere sul catte le gugliere andate ed è tu travaglio e poi la stradiera per far crescere più belle e sono e biate in lotti di me ci vedo tante fronte tanta amore per tutti alle eterne credenze una maniera d'essere una fede t'ammonta tutto ciò che è amore e chi parla violenza in casa di me ci canta una lingua vecchia quanto a terra in due li sono nati e volia d'amore scrivesse due rime di lì quanto so fiero da veglia l'ugnolatto e volia d'amore scrivesse due rime di lì quanto so fiero da veglia l'ugnolatto. Voi nos Anteo ti propongo di andare a scoprire un animale, un piccolo scuriolo, sai? Ah. Magnifico scuriolo. Allora vi propongo di andare a scoprire a sua vita e come campa, ne? Che ne dici? sarebbe. Allez, andiamo subito. Oggi, i scurioli terrestri campano in tane che discavano sotto terra. Li viaggi non scava tuvoni e tunili. A obra non esodane petane sia alla grotto e alle oai giuci. Uso bilame e castagno diaro, quasi quasi come i gulori in giraeli. Aiuta i scurioli a un faciore di una gamuffadura perfetta.
battono insieme e campano da 5 a 10 animali. Quando si scontrano, si salutano annasandosi. Mangiano di tutto, ma gli piacciono per lo più nocciole, sumente, frutti e raighe. Possono mangiare insetti e anche uova quando li cascano a notte. Facciano caso quando li mangiano. Si besano, fanno in giro e stanno attenti a ciò che si passa intorno a elli. Grazie, Luigi. E ora, chi c'è da scoprire? Oggi, i due benvenuti che mangiano frutti sono animali larghi che possono campare in luoghi caldi. Anche se li volano come ageli, sono mammiferi come tutti i due benvenuti. Dormono e si riposano in delle alberi a cabundio. Sono chiamati di nu e volpe ulente, che sono facce giù fude, si assomigliano a quelle di volpe. In due a Mangiusca c'è a Buzzefu si può bere sente milioni di dobi binudi insieme. A sai ciò che li mangiano questi dobi binudi? Ha indovinato. I frutti che gli piacciono più sono le guave. Allora, sti microbi, ne giungiamo a fine mica? Un mi ne parlami. Sai che non te cricche di botte per apre. Io per apre faccio cucoido. Ma dopo perché io della cucoido non ce la fai mica. Allora gioco che mani e si imbutta lo stesso. Sai, ti dia qualche consiglio di mammone. Oh, ma non sei mica mammone tu. Non sono mica mammone, ma di una maniera di parlare. Sai, per l'Italia, giusto appunto, sei borte. E beh, di maniera naturale, che non sia pericoloso per i residelli. Allora, pigli l'aceto bianco. Vedi, l'aceto bianco è semplice. Non è mica un affare chimico. Quell'olio. Pigli uno straccio. Ecco. Metti dentro qualche goccia d'olio essenziale di limone, di galito o d'arborate. A me? No, udè che si vede. Dunque ci lampi qualche goccia, fai un mischio e poi dopo netti. Non hai manco bisogno di ridiare, non è né pericoloso per i sidelli e poi soprattutto disinfetta. Oh, quello è un bel affare. Ne hai un altro. Te, per esempio, quando tu vai a comprare frutti e legumi al mercato, sai che tutto il mondo basta d'oca ed è così che li vendono i microbi, sai come lo si basta? Allora, una maniera semplice di nettare un frutto o un legume senza abbiare un microbo, sai ciò che è un segreto? No. Eccolo qui. Qui c'è un bicarbonato di sodio, guarda come lo si presenta. Hai visto? Povero. Hai visto che? Pare sale, vedi? Allora, ciò che tu fai, pigli una vassina d'acqua, ci lampi frutti e legumi, ci metti 2 belle cucchiare di bicarbonato di sodio, strovini legumi e frutta, fanno caso perché non ci vuole mica rovinarli, bella sicura. E lasci così a mollo 5 minuti, ridiare in 4-3-7, banco più un microbo. Quello mi interessa. Ritanalo proprio, Abbiamo da fare un piccolo riassunto per bere ciò che ti hai ritenuto. Allora, benità, di maniera naturale, e greche di aborte. Come vai? Più fuggile. No, ma non puoi stare per la serio. A dire non ti porta. Allora, santo. E no, pigli l'aceto bianco, ripeto, ci lampi qualche goccia d'olio essenziale di limone o di galipto, ciò che tu vuoi. Mischi. Metti in un taudo straccio e netti, e così puoi nettare tutta la casa. Va bene? Va. E per nettare i legumi? I mangi. I mangi e ti pigli i microbi. Vedi come stai assente. Ad aggiunto di qui un segreto, un bicarbonato di sodio. Un metti in una vassina con l'acqua, 2 belle cucchiare, ci lampi frutti e legumi, strovini, lasci 5 minuti a mollo, ridiare e fini i microbi. Hai visto? Hai capito tutto. Allora, che li vengono pure i microbi? Dove vai? Aspetto i microbi. Infine, io ho aiutato a me, Leandro, per vedere ciò che l'ha fatto mentre uso confinamento. Salute, Leandruccio, come sei? Perfetto, e tu? Benissimo, sai che sono sempre contenta di ritrovati. Anche io.
Buona. Oggi a Fabriguccia voglio domandarti ciò che ti aveva fatto mentre ero confinamento. Ne puoi contare appena? Beh, mentre il confinamento abbiamo scelto di barti in paese, in Marignana, perché babbo quella era una casuccia, dunque siamo andati in paese. E Rebecca là? Ma pensavo, avevo sempre una pensata per gli infermieri e tutti quelli Che si sono battuti, che erano veramente di fronte a su risco di Covid. Dunque, di averci pensato, Leandro. Si dolce. Ti ringrazio. Allora, dunque, si per tu in Marignana, in casa di Wabu, e qual è che hai fatto? Beh, infatti abbiamo scelto quella perché si voleva spaziare in giro a casa. Dunque, hai fatto appena di sport tutti i giorni, se hai capito? E poi dopo, a livello di lavoro, per esempio, di scuola, come hai fatto e che hai fatto? Beh, infatti, il lavoro vado in quella tavoletta in due barluoglie. Era quella di mamma che me l'ha imprestata. E infatti, come non avevamo mica internet in casa, babbo, a mia mamma e me ci siamo messi tutti e tre nella terrazza di Ameria e dunque abbiamo potuto fare i nostri doveri. Ah, è così che hai fatto i doveri. Ne avevi assai doveri? Un po', ma andava. Dunque, che era per i doveri. Ma a ciò che ho capito e a ciò che mi hanno detto, quella in Marignana, è che tu facevi l'orto. È vero? Perché c'è una zia che ci ha imprestato un orto. Un romancio. C'era che erba. E dopo sto era. Ah, e che posso vedere ora? Beh, poi avere le pomade, i radicchi, le fraule, i bomi, poi avere assai affari. E tutti questi costumi si sta dovuto a farlo? Solo? No, con mamma e babbo. E poi, aggiunteso di torna in Marignana, che t'avevi tre galline di vera? Perché accanto all'orto c'era un piccolo bulinaggio e dunque mamma ha voluto avere tre galline. Ah, e lei ha un nome a sei galline? Bragia, fogo e carbono. Buona. Dunque, benedichi, hai avuto i due legumi e hai avuto di noi due. Buona, caro Leandro. Ti ringrazio di noi per questa stonda. Ti è sempre piacevole di passare questo momento con te. Ti abbraccio di cuore e ti dico a presto. Allez, ti bacio. Anche vorte. Buona, ora che l'abbiamo scoperta tutta, non ci va più che a cantarla. E poi di noi che ci vediamo in casa, che l'ha scoperta a tempo a noi. Puoi cantare, mi pare, no? Canto io. Ah, canti dopo non canti. Poi mica da un colpo di straccia a chitarra, no? Sai, c'è un'ora come dico là, c'è c'è qualcosa con Babel, ci sono troppo marche. Hai visto? Se le forte? Ah, tu per Anche ebolizia, a allora. Luigi che è questa chitarra? Cantiamo? Ecologica. Ecologica. Allora andiamo. L'acqua, i venti e i temporali, un boleno senza ragioni, diventano tempi infernali e ci imbuleggiano le stagioni. Frigge l'inverno all'arsura, dopo a stadina di gudrura, si delisimo, ma imparati, e un bulemo, e sen cuscianti, perché non morga, solo gammato, informa volemo, a nostra gente. Ma si podia sempre credere che erano queste bugie, che là stava nostra fede
e dopo tutta pageria freddi l'inverno all'arsura dopo stadina di gudrura si delisimo ma parati e un bulemo e sen cuscianti perché l'umorga solo amato informavolemo a nostra Ecco che bella canzone e che bello messaggio. Ma la nostra Fabriguccia, cari amici, è compia berodie. Allora ringraziamo tutta la nostra squadra, ringraziamo a Leandro, a Carlandria e Polimo che ci triga di ridruali tutti. In un frattempo, abbracciamo di gore. A te, Degi. Ciao.